Amen. Andiamo alla Bibbia allora. Leggiamo nel Nuovo Testamento, in Matteo, capitolo 6. Leggeremo dal verso 5 fino al verso 8. Matteo, capitolo 6. Matteo, capitolo 6, dal verso 5 fino al verso 8. Amen. Gloria a Dio. Cambiamo posizione, chi può? Ci alziamo in piedi. Alleluia, onoriamo la parola del Signore. A Lui la lode e la gloria. Amen. Alleluia. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe e agli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Amen. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedate. Amen. Fin qui la lettura, accomodatevi. Alleluia, ci incoraggia nell'ultimo verso in modo particolare. Alleluia, il Padre vostro, dice Gesù, sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiedate. Amen. Noi non dobbiamo informarlo sui nostri bisogni, perché Lui sa i nostri bisogni. Amen. Alleluia, ma dobbiamo amare la preghiera. Gesù ne parla della preghiera, perché è importante avere una relazione con Dio. E la preghiera è la dimostrazione della nostra relazione con Dio. Amen. Perché una relazione è fatta di dialogo. È vero? Una relazione è fatta di un parlare, di uno che parla e di uno che ascolta. E poi c'è uno scambio. Quello che parla poi sta zitto, ascolta, quello che l'altro prima ha ascoltato poi parla. Amen. Alleluia. E così deve succedere nella nostra vita. Dobbiamo parlare con Dio. Amen. Lui ci ascolta. Ma dobbiamo anche avere quel tempo nel quale noi stiamo zitti e Lui deve parlare. Gloria al Signore. Amen. Gesù dà delle istruzioni preziose sulla preghiera. Alleluia. È fondamentale la preghiera. Non possiamo delegare ad altre cose quello che la preghiera può fare per noi. E molti pregano poco perché dicono, beh, tanto vado in chiesa. Gloria a Dio. Amen. Grazie a Dio per la chiesa. Andiamo alla chiesa, frequentiamo la chiesa, offriamo il nostro culto a Dio in chiesa, la nostra testimonianza, la nostra fede si rafforza. È vero? Cresciamo perché ascoltiamo la parola di Dio, la fede cresce in noi. Ma c'è qualcosa che deve far parte della nostra vita. La preghiera. Amen. Alleluia. Pregare non vuol dire tante parole. Puoi pregare anche stando in silenzio, senza dire alcuna parola, purché il tuo cuore sia aperto alla presenza di Dio. Amen. Purché tu incontri Dio. Gesù parla degli ipocriti. Chi sono gli ipocriti?
i falsi, quelli che appaiono in un modo e sono in un altro modo. Dio ci chiama alla sincerità. Così come siamo, veniamo a te, Signore. Quando preghi, vai al Signore così come sei. Quando pregate, non siate come gli ipocriti. Cosa fanno gli ipocriti? Amano farsi vedere dagli altri. Pregano stando in piedi, nelle chiese, nelle sinagoghe e anche agli angoli delle piazze, e lo fanno per essere visti dagli uomini. Desiderano che gli altri, quando li guardano, possano dire: oh, che santità! Ma Gesù dice: questo è il premio che ne hanno. Noi vogliamo un altro premio, il premio che non viene dall'uomo. Amen? Ma è il premio che viene da Dio. Perché, fratelli e sorelle, Dio premia. Alleluia, noi vogliamo essere premiati. Alleluia. Tu, dice Gesù, quando preghi, entra nella tua cameretta. Quella preghiera che nessuno vede. Sei solo tu con Dio. Oh, voglio dire ancora meglio, sei solo tu con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Siete in quattro. Amen. Alleluia. Gesù dice: tu quando preghi entra nella tua cameretta e chiusa la porta. Perché bisogna chiudere la porta? Perché non ci devono essere interferenze. Purtroppo nella nostra vita spirituale ci sono tante interferenze e permettiamo a cose esterne di in qualche modo rovinare, scalfire, disturbare il nostro rapporto con il Signore. Noi di questo rapporto dobbiamo essere gelosi. Siete d'accordo? Del rapporto che noi abbiamo con il Signore dobbiamo essere gelosi. Non dobbiamo permettere a niente e a nessuno di interferire. Amen. Ecco perché è necessario chiudere la porta. E dobbiamo comprendere che è necessario chiudere la porta a volte. Perché dobbiamo rimanere soli con Dio. Alleluia. Chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo è nel segreto. C'è un luogo dove noi incontriamo Dio che è un luogo segreto. Appartiene solo a me e a Lui. Un posto segreto dove io posso esprimermi totalmente, aprirmi, potendo dire tutto quello che ho bisogno di tirar fuori. Amen? Avendo la certezza che Lui mi comprenderà, che il Signore mi ascolterà, non mi darà il suo giudizio né la sua punizione, ma mi ascolterà. Amen. Alleluia. E Gesù dice: è il Padre tuo che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Amen. Alleluia, alleluia. Vogliamo essere ricompensati dal Signore. Alleluia. Il Signore sa ricompensare tutti. Dà il giusto merito a tutti. Sapete perché? Perché Dio onora coloro che lo onorano.
Alleluia, non usare troppe parole quando preghi. Non hai bisogno di convincere il Signore di qualcosa. È vero? Possiamo convincere il Signore di fare qualcosa per noi? E non possiamo convincerlo. Perché il Signore ci ama. Non ha bisogno di essere convinto da noi. Se hai bisogno, Lui c'è, ti aiuta. Amen? Non hai bisogno di spiegargli, Padre, non ho come comprare il pane. E Lui lo sa. Amen? Puoi solo col tuo bisogno interiore, con il cuore aperto, stare alla sua presenza. Il Signore ti darà anche il pane di cui hai bisogno, senza che neanche glielo chiedi. Perché i leoncelli soffrono penuria e fame, è scritto in un salmo, ma nulla manca ai figli di Dio. Gloria al Signore. Nel pregare non usate troppe parole come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. Non fate dunque come loro. Amen. Alleluia. A volte ascolti certe preghiere. Mamma mia. E quanto durano? Mi ricordo in chiesa dove vengo io, dove sono cresciuto. C'erano fratelli che pregavano, ma le preghiere erano mezz'ora intere. E mi ricordo il mio pastore, amen, amen. Come dire, oh, amen, amen, basta. Poi c'erano altre preghiere invece fatte più di pianto che di parole. Fratelli e sorelle, quelle preghiere erano le più belle. Edificavano tutta la Chiesa. Vero? Sì, fratelli, io me ne ricordo queste preghiere. Lo fratello particolarmente elevava una preghiera. Signore, sono qui davanti a te, piangevo. Basta. Oh, alleluia, quelle parole ci hanno toccato, sapete? Signore, sono qui davanti a te. E piangeva. Chissà cosa c'era nel suo cuore. E chi poteva vedere nel cuore di quel fratello? Dio ha potuto vedere nel cuore di quel fratello. Amen. Perché dopo aver pregato, poi finiva la preghiera, il suo volto era cambiato. Non più lacrime, ma gioia. Amen. Alleluia! Amen. Alleluia! Dio ci dia grazia di comprendere. Ciò che le parole non possono farci comprendere. Amen? Perché Dio è spirito. E coloro che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità. Amen. Alleluia, quando entri nella tua cameretta, serra la tua porta. Inginocchiati. Impariamo a inginocchiarci. Dice, ma fratello, nella posizione, è vero, ma inginocchiati. Vedrai che sarà diverso. Amen? Non sei in chiesa. A volte in chiesa per motivi di spazio, perché si è in tanti, non ci si può inginocchiare. Una volta ci si inginocchiava anche. Ricordo avevamo comprato le panche addirittura, noi in chiesa, e c'erano pure dove potevi inginocchiarti. Ma non è sempre così, ci sono a volte le sedie, a volte per non far rumore e così via. Ma quando si è soli a casa possiamo inginocchiarci.
e stare alla presenza di Dio. Non 5 minuti, 6, 7 minuti, 8 minuti, no. Non ti sto dicendo, né il Signore sta dicendo di stare alla sua presenza per un determinato periodo. Quando poi apprezzerai la preghiera, ti piacerà così tanto che non vorrai smettere. Amen. Amen. Alleluia. Dio ci dia grazia di essere uomini e donne di preghiera. Amen. Alleluia. Gesù pregava il Padre spesso, prima di ogni miracolo. Finita la giornata, dopo aver fatto un miracolo, aver predicato, stava con i suoi discepoli, poi saliva sul monte, voleva stare da solo. Non aveva una cameretta, ma voleva stare da solo con il Padre. Alleluia, se ha avuto bisogno Gesù, ce l'ho anch'io. E ce l'hai anche tu, amen. Alleluia. Vogliamo trovare la strada per questo luogo segreto. E nessuno ti potrà mai indicare. Ma questo luogo segreto lo troverai sempre dentro di te. Amen. È dentro di te questo luogo segreto. Quando apri il tuo cuore in modo particolare, espandi la tua anima alla presenza di Dio. Dio è in quel luogo. Amen. Alleluia. Ed Egli potrà riempire la tua vita della sua presenza. Amen. Amen. Ed Egli potrà parlare al tuo cuore. Amen. Abbiamo cantato "Sento nel cuore una dolce voce". Alleluia. Hai sentito la voce del Signore mai? Hai fatto questa esperienza? Hai potuto dire a qualcuno: io ho sentito che Dio mi ha parlato? Alleluia. Dobbiamo fare questa esperienza. Dio ci dia grazia di farla. Perché Dio è vivente. Dio è una persona, ha una personalità. Amen. Lui parla, Lui ascolta, Lui vuole interagire, vuole una relazione. Amen. Non vuole essere distante dalla tua vita, ma vuole fare parte della tua vita. Vuole essere la tua vita. Amen. Alleluia. Oh, gloria a Dio. Se riusciamo a fare questo, potremo vedere cose grandi, cose che l'occhio fisico non potrà mai vedere. Ciò che occhio non ha visto, ciò che orecchio non ha mai udito. Queste sono le cose che Dio ti rivelerà. Alleluia. E Dio vuole ancora rivelare le sue cose grandi e che possono sembrare misteriose, e lo vuole rivelare a coloro che sono piccoli. Amen. Perché i grandi sono grandi, non hanno bisogno, ma chi è piccolo ha bisogno. E noi siamo tutti piccoli, vero? Ci sentiamo piccoli davanti alla presenza di Dio, altro che piccolo, ancora più piccolo. Alleluia. Io ti ringrazio, Dio, Padre mio, la preghiera di Gesù, perché a te è piaciuto rivelare queste cose ai piccoli, non ai savi e agli intelligenti, anzi, ai savi e agli intelligenti le hai nascoste. Ma a te è piaciuto rivelarlo ai piccoli, Signore. E io ti rendo lode, Padre. Amen. Amen. La Chiesa è fatta di piccoli. L'unico grande è Gesù. Amen. Il più grande è Gesù. Noi siamo piccoli. Gloria a Dio. Alleluia. Vogliamo chinare il nostro capo?